Fiamme nella notte a Villorba, distrutto il capannone della notissima azienda agricola Nonno Andrea, vigili del fuoco al lavoro tutta la notte, danni ingenti, la causa un probabile cortocircuito. Le parole del titolare Paolo Manzan: ci è crollato il mondo addosso ma ripartiremo al più presto, corsa solidale di sindaci e colleghi imprenditori per aiutare la famiglia. Studente sale sul bus in autostazione a Castelfranco, le immagini della bravata fanno il giro del web, in tilt la circolazione delle corriere, il ragazzo denunciato. Allarme furti in casa, 65enne sorprende un giovane ladro nel giardino di casa e lo mette in fuga, il malvivente identificato dai carabinieri è un 34enne serbo. Drammatico incidente nella notte a Spresiano, automobilista perde il controllo della vettura e si schianta contro la recinzione di un'abitazione, grave una donna. Questa sera su Antenna 3 dalle 21:15 in onda l'Apocalisse di Venezia, il racconto dei giorni che hanno messo in ginocchio Venezia con l'acqua alta, record e il litorale. Una mostra racconta 30 anni di scavi archeologici nell'antica Opitergium, preziosi reperti, in mostra tra questi un cavallino in terracotta, giocattolo di un bimbo scomparso quasi 2000 anni fa. Ben ritrovati con l'edizione di Treviso dei nostri telegiornali. La cronaca in primo piano: incendio la scorsa notte nell'azienda agricola Nonno Andrea di Villorba, in fumo lo storico negozio molto conosciuto in tutta la Marca per un marchio che porta il radicchio rosso di Treviso in tutto il mondo. Mi è crollato il mondo addosso. È quello che ha provato Paolo Manzan quando, appena passata la mezzanotte, si è visto l'azienda in fiamme. Il rientro da una serata passata in serenità con la moglie Sonia e gli amici, poi la chiamata della cognata che lo avvertiva delle fiamme che iniziavano ad uscire dalla struttura annessa alla casa di via Campagnola a Villorba, che tutti conoscono come Nonno Andrea. Poi una corsa continua, dentro all'incubo, con i 6 estintori svuotati e l'arrivo immediato dei vigili del fuoco. Vorrei baciargli le mani perché veramente sono stati eccezionali perché da subito sono arrivati prestissimo e poi hanno fatto di tutto veramente per riuscire a salvare la casa, che era la cosa più importante a questo punto qua. Una lotta durata tutta la notte, con 10 mezzi da Treviso, Montebelluna e Conegliano e una grossa autobotte dall'aeroporto che ha salvato l'abitazione e l'area trasformazioni con tutti i macchinari. Completamente distrutto lo storico negozio e tutta l'area magazzino, con danni enormi coperti da assicurazione. E questa mattina, sotto la pioggia, in tanti sono corsi a portare la loro solidarietà a Paolo e alla famiglia, nuovamente colpita dopo la tragedia dell'agosto scorso, con la scomparsa della 12enne Maria Vittoria, stroncata in pizzeria a Spresiano da una reazione allergica al latte. Il sindaco di Povegliano, gli assessori di Spresiano, consiglieri da Villorba, ma anche colleghi imprenditori, oltre alla marea continua di clienti che hanno quasi intasato il traffico lungo via Campagnola. Tantissimo. Tutti i conoscenti si sono messi a disposizione, tutti quelli che mi conoscono si sono messi a disposizione. È un momento un po' così, ma insomma si parla di strutture e non si parla di salute, questo è l'importante. Quasi certamente un cortocircuito l'innesco del rogo che ha divorato quasi 30 anni di lavoro iniziato nel 91 con l'agriturismo, ma che non fermerà l'azienda. Ripartiremo al più presto possibile, proprio nel giro di qualche giorno, con una struttura mobile. È importante dare continuità, anche perché adesso abbiamo il Natale che si presenta davanti e per noi era un appuntamento importante, per noi e per tutti i nostri affezionate persone che vengono qui da tanto tempo. Però alla fine mia moglie mi ha detto: lo facciamo più bello di prima. E paura anche a Caselle d'Altivole per un altro incendio che si è sviluppato oggi pomeriggio poco dopo le 15:30 in via Busta. A preoccupare i residenti della zona è stato un rogo originatosi all'interno di un capannone adibito a laboratorio di abbigliamento dove lavorano alcuni cittadini cinesi. A fuoco però anche una parte adibita a cucina ed appartamento. Sul posto per spegnere le fiamme si sono presentati numerosi mezzi dei vigili del fuoco da Castelfranco, Asolo, Montebelluna e Treviso.
Bravata, all'uscita di scuola studente sale sui tetti degli autobus e blocca le corse provocando ritardi fino a quando non arrivano i carabinieri e lo fanno scendere. È accaduto a Castelfranco, il ragazzo è stato denunciato. Oh, tirate tutti un urlo, fate casino! Una bravata che costerà cara ad un 18enne di Castelfranco che all'orario di uscita delle scuole è salito sul tetto di un bus, saltando poi su quello di altri mezzi in attesa di partire presso l'autostazione di via Podgora a Castelfranco, il tutto sotto gli occhi e di cellulari di migliaia di studenti in attesa delle corriere per tornare a casa, con foto e video che in breve hanno fatto il giro di chat e social. Il gesto sconsiderato del 18enne ha costretto gli autisti a bloccare i bus con corse ferme e conseguenti ritardi di numerose linee extraurbane. Vani i tentativi di farlo scendere da parte del personale MOM. Il ragazzo è rimasto sul tetto fino all'arrivo dei carabinieri che l'hanno fatto scendere, poi portato in caserma. Il giovane è stato quindi denunciato per interruzione e turbativa di pubblico servizio. Il presidente di MOM, Giacomo Colladon, congiuntamente con il sindaco di Castelfranco, Stefano Marcon, stigmatizza con fermezza quanto accaduto. Condanniamo senza mezzi termini questo atto di bullismo che ha messo a repentaglio la sicurezza di chi lo ha compiuto ma anche di tutti gli altri utenti, ha affermato il sindaco Marcon. Dopo i recenti episodi avvenuti a Treviso, aggiunge amareggiato il presidente di MOM Colladon, un nuovo atto prende di mira il servizio pubblico di trasporto. Il tempo di trasferimento casa-scuola non può diventare momento in cui dare sfogo ai peggiori istinti. Scuole, famiglie ed istituzioni devono compiere un'assunzione di responsabilità per educare ma anche per sanzionare con fermezza, conclude il presidente, chi compie atti di questo genere. Ancora furti, scavalca la recinzione ed entra nel giardino dell'abitazione, ma viene scoperto dal proprietario e si dà alla fuga. Un 34enne serbo è stato identificato e denunciato dai carabinieri. È successo la scorsa notte a Vedelago. Ad allertare i militari il 65enne che ha scoperto il ladro quando era ormai quasi dentro casa. Gli accertamenti proseguiranno nel tentativo di verificare potenziali responsabilità del soggetto in merito ad altri furti all'interno di abitazioni che si sono verificati in zona. Ancora maltempo sul Veneto in questo fine settimana, occhi puntati su Venezia per l'acqua alta di domattina, ma non solo, allerta arancione per il Po, è alto il rischio di frane e smottamenti su tutta l'area montana e pedemontana. Un numero così rilevante di fenomeni eccezionali in un arco di tempo così ristretto non si registra nella storia. Un'altra ondata di maltempo sta interessando il Veneto, confermata per Venezia una nuova marea eccezionale alle 8:50 di domenica mattina con 1,40 m, ma l'intera regione, dal litorale alla montagna, sarà interessata da precipitazioni intense particolarmente consistenti sulle zone montane e pedemontane. Manteniamo alta l'attenzione, soprattutto nelle zone montane e pedemontane, per il rischio in modo particolare geologico. Piove sul bagnato, come si suol dire, e in questo caso proprio l'esempio pratico: piovendo su un terreno molto bagnato è possibile che ci sia qualche smottamento che si possa creare. Previsti venti di scirocco ed innalzamento delle temperature e del limite della neve con conseguente ingrossamento dei fiumi, anche se non ai livelli dello scorso fine settimana, ad eccezione del Po, dove l'allerta è arancione. Stiamo aspettando che transiti nel suo tratto terminale la piena del Po, ci sarà l'allagamento delle aree golenali, ma non prevediamo ovviamente rischio di esondazione. In ogni caso tutto il sistema è allertato, la sala operativa è aperta, i volontari sono sul campo e quindi l'attenzione c'è come ogni volta che c'è brutto tempo. Prevenzione delle criticità idrogeologiche. Questa mattina a Oderzo uomini della Protezione Civile e dell'Associazione Alpini hanno compiuto un'esercitazione nell'alveo del Monticano.
Eccoli al lavoro gli uomini della protezione civile di Oderzo, Orsago, Stresiano, Cornuda e Sinistra Piave. Assieme ai volontari dell'ANE e alla Croce Rossa, dalle prime ore del mattino hanno pulito l'alveo del fiume Monticano, che poi presso Motta di Livenza confluisce nel fiume Livenza. Stanno intervenendo diverse squadre del nostro territorio di protezione civile e peccato un po' per il tempo che ci ha rovinato un po' la giornata, ma comunque continuiamo il lavoro. Episodi di esondazioni ne abbiamo visti molti in questi ultimi anni e tutti ci siamo resi conto della vulnerabilità del nostro territorio rispetto alle grandi piogge. L'operazione condotta oggi è un'esercitazione per fare qualcosa di concreto, non solo per sapere come rispondere a un'esondazione, ma per riuscire a prevenirla. Sono state coinvolte realtà con competenze specifiche. Quante persone sono state chiamate per questa esercitazione? Stamattina si sono accreditate 55-60 persone. Stiamo facendo delle attività lungo il fiume e anche in acqua con i nuclei sub degli alpini che mettono in sicurezza le attività e danno una mano a recuperare il materiale che eventualmente fosse a bordo acqua. Mi puoi dare la tua situazione in quel cantiere, cambio? I cantieri stanno andando avanti, stiamo facendo anche un buon lavoro. Ok, grazie, ricevuto. Buon lavoro a tutti. Vi ricordo che questa sera su Antenna 3 a partire dalle 21:15 andrà in onda l'Apocalisse di Venezia, il racconto dei giorni che hanno messo in ginocchio Venezia con l'acqua alta record in primo piano nelle nostre edizioni straordinarie che vi hanno aggiornato ora dopo ora su quanto stava accadendo e non solo nel capoluogo lagunare. Parliamo ora della manovra finanziaria, manovra vista dagli artigiani. Il presidente di Confartigianato della Marca, Sartor, benvenga la lotta all'evasione ma no all'accanimento sulle piccole imprese che creano ricchezza e lavoro. Sentiamo. Ci sono degli elementi positivi, dobbiamo riconoscerlo, perché la sterilizzazione dell'IVA, cioè il fatto di non aumentarla, credo sia una cosa positiva, perché altrimenti avrebbe depresso ancora di più i consumi. Luci ed ombre della manovra finanziaria viste dalla parte degli artigiani trevigiani. Bene aver scongiurato l'aumento dell'IVA come la conferma degli incentivi per le ristrutturazioni ed il risparmio energetico e poi l'iper e superammortamento, male invece le misure anti-evasione che colpiscono soprattutto le piccole imprese. Noi non siamo pregiudizialmente contrari alla ricerca dell'evasione fiscale, però dovremmo andare prima a ricercare la macroevasione e poi accanirsi sui piccoli. Se, come dicono le statistiche, il 50% dell'evasione è data dalla criminalità organizzata e l'altra parte, la maggioranza, è di grandi evasioni, non si capisce perché debba passare sempre questa cultura che siano i piccoli ad evadere. Sono soprattutto gli aggravi burocratici a far infuriare gli artigiani, perché non portano alcun incasso allo Stato, ma portano un sacco di problemi alle imprese. Non chiediamo assolutamente soldi, tant'è che diciamo meglio diminuire la pressione fiscale sugli stipendi e dei dipendenti, però lasciateci lavorare, perché così voi fate scappare le imprese. Drammatico schianto nella notte lungo la Ponte Bana a Spresiano, ancora poco chiare le dinamiche di quanto successo, ma la donna che era alla guida di un'utilitaria Alfa Romeo ha improvvisamente perso il controllo del mezzo, andando poi a schiantarsi contro la recinzione di un'abitazione. L'automobilista è stata soccorsa da alcuni residenti prima dell'arrivo dei vigili del fuoco, che hanno dovuto operare a lungo per estrarla dalle lamiere dell'auto e poi consegnarla alle cure degli operatori del 118. La donna è stata trasportata in ospedale e le sue condizioni sono gravi. Noi ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità. Linea alla regia, restate con noi. Rieccoci in diretta con l'edizione di Treviso dei nostri telegiornali. Parliamo ora di buona cucina tradizionale, perché ieri sera una delle firme della ristorazione trevigiana ha festeggiato il mezzo secolo di attività tra i fornelli. Pronti, via!
Non poteva che festeggiare lavorando Dino Caramel, un sorriso inconfondibile che continua da 50 anni sotto gli altrettanto inconfondibili baffi. Tanti sono passati da quando ha immaginato il suo ristorante, guardando per la prima volta quella casa contadina immersa nella campagna appena fuori Treviso. Dino e la moglie Anna hanno attraversato mezzo secolo di cucina e matrimonio rimanendo sostanzialmente quelli là, semplici e genuini come quel Veneto laborioso dove la famiglia è il punto cardine. Ed è per questo che hanno voluto festeggiare come in famiglia, con un abbraccio a tutti e da tutti, iniziando seppur virtualmente dal governatore del Veneto Luca Zaia. Dino a Villorba, a Fontane, significa per noi trevigiani ovviamente un presidio di identità. Continuate così ragazzi, mi permetto di dire ragazzi perché siete ancora due ragazzini. Congratulazioni ancora. Dino e Anna un esempio da seguire nella prima regione d'Italia per presenza turistica. Ristorazione tipica trevigiana, che è esattamente quello che vogliamo, non solo per i nostri cittadini ovviamente, ma anche per i turisti. Un esempio di longevità imprenditoriale premiato dalla Camera di Commercio. La continuità della tradizione veneta, i sapori, l'esperienzialità della nostra tipicità, che è quello che appaga. Infatti i numeri del turismo trevigiano sono in aumento anche grazie a queste competenze. Immancabili le presenze sportive con una delle passioni di Dino, il Treviso Calcio. Penso che abbia fatto la storia sia il suo ristorante ma anche con il calcio Treviso. Poche persone che ormai restano unite nel matrimonio e nel lavoro così per lungo tempo. Un luogo e un personaggio diventati un punto fisso per Villorba, come sottolinea il sindaco Marco Serena. Qualcosa che sai che c'è e che in qualsiasi momento, quando serve, puoi andare a trovarlo. Presentatore della serata, manco a dirlo, uno spumeggiante Giancarlo Gentilini. Perché io amo i vincenti. Le scartine le butto nel Sile, non mi interessano. Io voglio i vincenti. E Anna e Dino sono due grandi vincenti. Infine la torta con l'immancabile domanda a Dino. Dino, 50 anni, un dolce taglio di traguardo questa sera? No, direi è un punto di partenza e non mi fermo. Anche se la vera curiosità ce la svela la moglie Anna. Ma qual è il segreto di 50 anni insieme? Lavorare tanto e far baruffe tante. A Oderzo, ora dove una mostra ci racconta 30 anni di scavi archeologici all'antica Opitergium. Tra i reperti più affascinanti della mostra L'anima delle cose, riti e corredi dalla necropoli romana di Opitergium, spicca un bellissimo cavallino in terracotta dotato di 4 ruote per il traino, appartenuto ad un bambino. Il cavallino giocattolo, ritrovato nella tomba 4 degli scavi di Via Spinè 2013, è un oggetto che parla da solo. Tra l'altro è una tomba nella quale erano sepolti 2 bambini. Il corredo si compone di un tappo di anfora e di un cavallino giocattolo. Sono 2 piccoli giocattoli, 2 bambini che vivevano la città romana di Oderzo. Monili, vasellame, vetri, oggetti personali, molti dei quali inediti, reperti di grande valore che ci parlano a secoli di distanza delle persone a cui sono appartenuti. A Palazzo Foscolo sono esposti 6 secoli di storia, dal I al VI secolo d.C. È una mostra che appunto raccoglie reperti provenienti dagli scavi che a partire dal 1986 fino al 2013 hanno interessato la necropoli di Opitergium e che mette in luce oltre 50 corredi ritrovati all'interno degli scavi archeologici cittadini. Questi oggetti, benché fossero, appartenenti ai corredi, quindi legati al mondo, dei morti, in realtà erano gli oggetti di uso quotidiano delle persone che vivevano l'antica Oderzo. Corredi e materiali di età romana che ci accompagneranno in un affascinante viaggio nella società, nella cultura e nella vita quotidiana degli abitanti di Opitergium. Ed ora spazio alle notizie da Belluno e provincia.
C'è grande apprensione per le sorti di Angelo Dalla Favera, l'80enne scomparso da Quero ormai da una settimana. Nelle prime ore del pomeriggio del 17 novembre la sua auto, una Suzuki Jimmy di colore bianco, è stata rilevata da una telecamera di sorveglianza proprio a Quero, ma poi dell'anziano si sono perse le tracce. Al momento l'unica segnalazione ritenuta attendibile lo colloca nella tarda mattinata del 18 novembre a Onigo di Pederobba nel Trevigiano. Oggi ai confini tra le due province, sopralluogo in elicottero. Chiunque lo abbia visto possa fornire informazioni utili a rintracciarlo. È pregato di contattare il comando provinciale dei Carabinieri di Belluno al numero 0437 2551. A Misurina ora il Pio XII non chiuderà, così ha deciso la proprietà anche grazie all'intervento della Regione. Abbiamo anche rivisto insieme ai pediatri, alle due aziende ospedaliere che diventano un po' il cuore assieme a loro per quanto riguarda appunto la diagnosi, il percorso di accesso, cercando di rendere un percorso più accessibile e evitando quindi quella che era una eccessiva burocrazia che creava dei problemi appunto nell'accesso dal punto dei pediatri di libera scelta. Era la notizia che le mamme attendevano dalla scorsa estate. La Regione ha risolto il nodo spinoso legato alle lungaggini della burocrazia per l'accesso dei bimbi affetti da asma grave al Pio XII di Misurina. Un iter complicato fatto di passaggi in commissione per i bambini per i quali la velocità della cura è fondamentale per il miglioramento della loro qualità di vita. Parallelamente è iniziato un cammino di sensibilizzazione del mondo dei pediatri di libera scelta rispetto alle potenzialità e alle possibilità di utilizzo per i loro piccoli pazienti con patologie respiratorie dell'Istituto Pio XII di Misurina per la cura e la riabilitazione delle malattie respiratorie del bambino. Noi abbiamo riconosciuto un'eccellenza nazionale, europea, uno dei 3 presidi che si occupa appunto di asma in età infantile appunto di questo tipo a livello europeo. Un lavoro a più facce, spiega l'assessore, basato anche sulla garanzia che la Regione Veneto ha dato assegnando all'Istituto un budget annuo di 1.203.000 euro fino a tutto il 2022. Il caso Misurina è arrivato anche in Commissione Nazionale Salute, che riunisce gli assessori alla sanità di tutte le regioni italiane per portare a conoscenza di tutti le opportunità offerte dal Pio XII. Per i 60 anni della mostra internazionale del gelato, il comune di Longarone attribuisce riconoscimenti a chi ha contribuito a rendere grande la fiera. Una targa è stata consegnata anche ad Antenna 3. È la manifestazione che ha segnato la storia e la crescita della moderna gelateria e dell'attività delle migliaia di gelatieri che, partiti dalle vallate bellunesi, hanno aperto le loro botteghe in tutto il mondo, ma è anche un evento che ha contribuito a fare crescere il tessuto economico e sociale di un territorio devastato dalla tragedia del Vajont e che doverosamente deve essere ricordato per il lavoro e la partecipazione attiva delle tante persone di Longarone e del Bellunese che sono state per tanti anni il motore della mostra del gelato. Venerdì nella sala consiliare del municipio di Longarone serata a Marcord dedicata alla mostra internazionale del gelato che quest'anno compie 60 anni. Penso che siano momenti soprattutto di riconoscenza e gratitudine verso coloro i quali hanno ideato questo evento, che è diventato il più importante ovviamente nel mondo del gelato artigianale, esclusivamente il mondo del gelato artigianale internazionale, quindi per noi è sicuramente un motivo d'orgoglio poter organizzare anche questo momento, che è un momento di ricordo, di memoria. Non un mero evento fatto di scambi commerciali, ma un momento di incontro contraddistinto da veri rapporti familiari. E raccolta è stata la serata che il Comune ha voluto organizzare per esprimere riconoscenza a chi ha contribuito a rendere grande la mostra internazionale del gelato. Targhe sono state consegnate a tutti gli ex presidenti della fiera e anche agli organi di informazione locali, dal mensile Il Cadore ai quotidiani, settimanali e alle emittenti che hanno saputo raccontare con il cuore il significato di un evento conosciuto in tutto il mondo. Il ringraziamento del sindaco di Longarone anche ad Antenna 3. Antenna 3 Nord-Est, è qua. All'orizzonte un futuro non facilissimo per la manifestazione, spiega Padrin. La nascita di nuove manifestazioni del genere anche in giro per il mondo sicuramente non facilita. Noi da parte, la nostra forza è sicuramente la storia, ma soprattutto l'affetto che tutto il mondo del gelato artigianale ha nei nostri confronti. Ed era questo l'ultimo servizio, grazie per essere stati con noi. In chiusura come sempre le previsioni del tempo con il nostro meteo. Arrivederci.
Tonus Laboratorio del Piede, centro altamente specializzato nella costruzione di plantari su misura, dedica nuove tecnologie di rilevazione dei carichi posturali per dare voce alla filosofia di benessere che lo caratterizza. Bentrovati al meteo. Sarà una domenica piuttosto piovosa. Vediamo dunque nel dettaglio la situazione del 24 novembre e capiamo dove le precipitazioni saranno maggiormente insistenti. Sul Veneto molte nubi ovunque con rovesci diffusi specialmente al mattino, più sporadici al pomeriggio e in serata la situazione andrà via via migliorando. Temperature minime tra 8 e 12 gradi, valori massimi compresi invece tra i 14 e i 16 gradi. Molte nubi anche sul Friuli Venezia Giulia con qualche occasionale piovasco alternato tuttavia in giornata a pause maggiormente asciutte. Diamo uno sguardo alle temperature, le minime saranno comprese tra 8 e 13 gradi, valori massimi tra 16 e 19 gradi, quindi molto miti. Ci spostiamo infine sul Trentino Alto Adige dove avremo qualche pioggia sui settori meridionali della nostra regione e sarà invece un po' più asciutto altrove. Temperature minime tra 3 e 4 gradi, massime tra 12 e 13 gradi circa. Bene, dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, vi do appuntamento al prossimo aggiornamento. Arrivederci. Tonus è il miglior negozio di calzature e moda comoda. Qui troverete il più vasto assortimento di calzature Fratelli Tomasi, eleganza e comodità, perché camminare è vivere.